Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Mohamed Abid, il 33enne accusato dell'omicidio del caporal maggiore di Marsala Danilo Salvatore Lucente Pipitone, è stato arrestato in Francia. L'aggressione mortale si è verificata nella notte tra il 10 e l'11 febbraio nel quartiere Centocelle di Roma. Il militare, 44enne, lavorava come infermiere. Era stato trovato sanguinante da alcuni passanti con un taglio al sopracciglio e un colpo alla nuca. Paura in provincia di Palermo, dove un ragazzo di 24 anni è caduto dalla finestra di casa sua. Avrebbe compiuto così un volo di diversi metri, attutito dai fili utilizzati per stendere i vestiti sul balcone. Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi medici del caso, che hanno poi disposto il trasporto in ospedale. Il giovane sarebbe arrivato al nosocomio in gravi condizioni. La strada tra Palermo e Pazzara del Valle è stata bloccata per circa 3 ore a causa di un camion che ha preso fuoco vicino allo svincolo di Carini. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme al personale di ANAS per gestire il traffico. La circolazione inoltre è stata ripristinata 3 ore dopo l'incendio, intorno alle ore 19:30 di ieri. Un preoccupante stato di abbandono e degrado che dimostra una grave incuria nella gestione della manutenzione dell'infrastruttura. Lo ha scritto in riferimento alla situazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania il presidente della regione Renato Schifani in una nota inviata all'amministratore delegato dell'ANAS Aldo Isi. Il governatore contesta anche la proposta di interventi fatta dalla società alla regione, che appare incerta e insufficiente dal punto di vista della tempistica. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.